Allora, qui siamo nel regno degli strumenti musicali sardi, una cosa un po' particolare perché abbiamo cercato di fare un percorso, insomma, partendo dai materiali semplici, tutti i materiali che servono per la costruzione degli strumenti musicali sardi. Purtroppo lo spazio era troppo piccolo e quindi io volevo fare una cosa più in grande dove potevo anche spiegare tutto quello che stavo esponendo. Lo spazio è piccolo e le cose sono un po' ammucchiate, diciamo. Qui abbiamo quindi la pelle di capretto, questa è stata conciata con l'allume di rocca. Qui abbiamo la pelle di capretto e di capra, che è stata conciata con la cenere di legno, cenere di leccio, la vescica di maiale che serve per realizzare uno strumento musicale molto particolare che si chiama serraggia. Poi vabbè, abbiamo le zucche, sono state coltivate e essiccate in modo da realizzare anche qui strumenti musicali a percussione e per amplificare gli strumenti a fiato. Poi il sughero che si usa naturalmente per i tappi del sospipaioloso. Poi tutti i materiali come legno d'arancio, le canne antiche, queste del 1880 della vecchia chiesa di Milis. Poi abbiamo diversi tipi di canna, arundo micranta, che prima la chiamavano arundo pliniana turra, poi dopo i botanici hanno detto no, non è quella, è arundo micranta. La canna semplice arundo donax, questo è il legno di rose, c'è anche scritto sopra. E poi vabbè, tutte le canne che servono per costruire le ance. Poi le prime cose, la cosa più importante è sull'imbalzo. Lancia che senza di questa lo strumento non funzionerebbe. Quindi l'anima dello strumento sardo è lancia. A cosa serve l'ancia? Per dare Lancia la tonalità allo lancia dal strumento, suono. le note, dal suono. Questo dà il suono, la nota è il suono allo strumento. E ci sono di diversi tipi. Qui si parla sempre di ancia semplice battente, quello che si utilizza negli strumenti musicali sardi. Poi abbiamo la prima cosa che sicuramente è stata inventata, è praticamente una canna un pochettino lunga dove c'è un'ancia e un foro. E quindi da qui forse è iniziata così la storia degli strumenti sardi, non si sa, non c'eravamo. Quindi una nota sola. Poi due. Questa non vuole funzionare perché con il caldo e con il freddo due note e poi qui abbiamo già uno strumento completo, quattro fori e quindi abbiamo la nota fondamentale 1, 2, 3, 4 e 5 note e questo praticamente sarebbe lo strumento proprio più antico in assoluto. Lo strumento più antico in assoluto, devo trovarne uno che funzioni bene, vediamo un po' se questo funziona bene. Insomma, non è perfetto come accordatura perché queste sono fatte, come si diceva in sardo, a ogu. Cosa vuol dire a ogu? Vuol dire che per il primo foro due dita, da un foro all'altro un dito. Se calcolato male poi funziona male. e perde la tonalità, è come, come il manico della chitarra, i tasti, i vari tasti. Assolutamente, certo. Se non c'è la distanza giusta, non può funzionare. bravo. Questa è la bena semplice. Bena semplice nel senso che è un unico pezzo di canna, da questa parte il nodo della canna e qui il foro. L'ancia è intagliata nella stessa canna della melodia, è stata raschiata per togliere la parte lucida e per assottigliarla in modo da farla vibrare. Poi tutto questo pezzo si mette in bocca e si soffia. Dovrebbe usarsi con la respirazione circolare. Questo è stato senz'altro il primo strumento prima della bena doppia, prima della bena tripla e poi dopo sono arrivate anche le launeddas in seguito. Così è come si pensa che fosse il percorso delle launeddas che sono nate tanto tempo fa. Siccome non abbiamo niente a disposizione a parte un bronzetto nuragico che è stato ritrovato a Ittili che rappresenta insomma il bronzetto itifalico insomma, che rappresenta il suonatore di launedda, abbiamo solo quello come documento storico e da lì poi tutte le ipotesi che vogliamo. Logicamente lo strumento nel tempo si è trasformato, le cose sono cambiate e c'è stata l'evoluzione anche della tradizione.
Grazie a Mondo Usai Prego. di Senega.